Buongiorno, ben ritrovati, un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Flash mob pro vaccini per sensibilizzare i sanitari che non si sono ancora sottoposti all'immunizzazione anti-Covid. Questa mattina all'esterno del padiglione 15 dell'ospedale di Udine, il personale dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, a partire dal direttore centrale Denis Caporale, ha voluto lanciare un messaggio ai colleghi che non si sono ancora sottoposti al vaccino e l'hanno fatto con un simbolico lancio di palloncini. L'hanno seguito per noi Paola Treppo e Francesco Snidero. Flash mob questa mattina all'esterno di uno dei padiglioni dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con il direttore generale Denis Caporale. Facciamo il punto sulle motivazioni che hanno spinto questo flash mob organizzato questa mattina. In realtà non è organizzato, è nato spontaneamente. Questo è un sentore della nostra azienda che ci dice che la vaccinazione è importante. Noi ci dissociamo da qualsiasi esternalizzazione che è stata fatta dai nostri dipendenti. Noi siamo l'azienda Friuli Centrale, è azienda che punta sulle vaccinazioni. Il vaccino è l'unica risposta che in questo momento possiamo dare alla pandemia, al virus, e quindi noi ci impegniamo e siamo impegnati costantemente, giornalmente sulle vaccinazioni, e continueremo questa vaccinazione fino al raggiungimento di un target che è prefissato superiore al 70% e potremo andare anche oltre, quindi vacciniamoci, vaccinatevi. I palloncini a ricordare il simbolo della vaccinazione quando ancora di vaccinazioni non si parlava e si attendevano con ansia. Assolutamente sì, abbiamo atteso per lunghi mesi il vaccino. Adesso che abbiamo delle disponibilità, seppur ancora limitate, perché naturalmente i numeri ci dicono che noi abbiamo dei vaccini ancora limitati rispetto al numero di popolazione che vorremmo vaccinare, però stiamo vaccinando, dobbiamo continuare a vaccinare, e quindi il nostro obiettivo è quello di raggiungere il target. Oggi che ci sono i vaccini, vacciniamoci. Sì, è una iniziativa in cui ASUEF ci crede e che facciamo con grande forza perché le persone si vaccinino e credano in questa misura di sanità pubblica importantissima, più che mai in questo momento. E poi non è tanto una questione di opinioni, basta guardare i numeri. Da quando abbiamo introdotto la vaccinazione noi avremo una positivizzazione di operatori ogni 2 settimane, prima ne avevamo 60 al giorno, quindi voglio dire, non è che stiamo a discutere, guardiamo i numeri e su quello prendiamo le decisioni, che non può essere altro che vaccinarsi. Qual è la percentuale del personale sanitario che in azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale si è vaccinato? Ci risulta 87% del personale sanitario, poi dipende anche dalle qualifiche, c'è una differenza tra le qualifiche chiaramente, però insomma 87%. E un messaggio anche dal vicepresidente della regione Riccardo Riccardi. La campagna vaccinale, dice, è una delle poche risposte alla pandemia. L'assessore regionale con la Lega alla Salute è vicino agli operatori che questa mattina hanno preso parte al flash mob al Santa Maria della Misericordia di Udine. E i palloncini sono volati, con noi il dottor Tascini. Diamo insomma uno sprone ulteriore a chi ha paura di vaccinarsi, a chi non si vuole vaccinare in questo momento in cui i casi sono in calo. Sì, il messaggio è che noi non abbiamo più malati tra i vaccinati. Chi ha completato la vaccinazione non si ricovera per la malattia. Sappiamo che il vaccino ci protegge dalla malattia, ma non dall'infezione. È dirompente la vaccinazione, appunto perché ha permesso di non avere più i malati. La dimostrazione è questa, insomma. Prima abbiamo avuto gli eventi avversi dal virus, che sono eventi avversi terribili, con una mortalità elevata. Siamo a un case fatality rate intorno a 2,5-3%, cioè il 3% dei positivi sono morti. Mi sembra un evento avverso abbastanza preoccupante rispetto agli eventi avversi del vaccino, che sono riconosciuti e che vanno modulati in base al numero di casi che abbiamo e quindi dalla gravità dell'epidemia. È tutto lì, va fatto un discorso molto saggio come ha fatto il CTS. È stato sottoscritto oggi a Trieste l'accordo tra l'università e il gruppo PMP per migliorare da un lato la preparazione degli studenti e dall'altro per riuscire a sviluppare nuovi strumenti.
Innovazione e ricerca, la sfida al mercato parte da questi due tasselli e va in questa direzione l'accordo decennale sottoscritto tra l'Università di Trieste e il gruppo PMP per formazione, ricerca e sviluppo nel settore elettrico, elettronico ed elettromeccanico. Così oggi un'azienda che si affaccia ai mercati internazionali deve puntare principalmente all'innovazione, alla progettualità, a brevettare nuovi prodotti, deve riuscire ad andare sul mercato con prodotti che gli altri non hanno. Questo deve essere, diciamo, l'obiettivo, e questo è quello che noi ci proponiamo di fare assieme all'Università di Trieste. In questo senso le sfide future sono importanti, sono ambiziose e si punta anche a coinvolgere ovviamente studenti, quindi insomma nuova linfa, nuova visione. Sì, le sfide sono importanti, come lo sappiamo tutti, il mondo si è globalizzato e purtroppo l'innovazione corre velocemente, cioè non è che gli altri paesi stanno rimanendo indietro, quindi la capacità è quella di correre più degli altri, essere davanti a questo mercato che sta andando molto veloce, altrimenti il rischio è quello di essere travolto. Oggi le sfide del mercato si vincono attraverso un'innovazione molto spinta, si vincono attraverso delle tecnologie molto avanzate, e per questo c'è necessità di una grossa collaborazione con l'università, mettere vicino il sapere accademico col sapere industriale. Questo potrebbe essere la soluzione, la formula giusta per affrontare il nostro prossimo futuro. Sicuramente la possibilità di approcciare nuove leve nell'ambito dell'università è molto importante, sicuramente dare la possibilità a degli studenti di approcciarsi a nuove tecnologie, di approcciarsi a nuove necessità che il mercato ti può offrire, può essere una leva importante per poter creare degli stimoli a creare delle soluzioni ed creare un'innovazione molto spinta a livello tecnologico. La sfida anche per le università è riuscire a collaborare sempre più attivamente con il privato. Sì, la nuova sfida direi per il Paese. Noi ci troviamo in un momento della nostra storia che può rappresentare, o anzi deve rappresentare, una svolta. Arriveranno risorse dall'Europa, non possiamo però contare solo su quelle, e la collaborazione del pubblico col privato è una dei pochi asset da cui non possiamo prescindere. L'università ha competenze, in particolare la nostra università in questi ambiti, negli ambiti di questo accordo, delle profonde competenze non da oggi. Abbiamo messo a disposizione la macchina organizzativa e amministrativa per arrivare in tempi brevi a un accordo pluriennale che guarda al futuro, guarda all'innovazione di prodotto, e quindi per noi è molto importante anche nell'ottica della formazione e della collaborazione della formazione con la BMP rafforzare queste collaborazioni, perché migliorano l'offerta formativa, migliorano le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro dei nostri laureati, ma danno un supporto forte alle aziende del territorio per essere sempre più presenti sui mercati internazionali con prodotti innovativi e che le distinguano da tutti gli altri. La ripresa si fa sentire in modo positivo negli scambi all'interporto di Pordenone. Il centro ingrosso è pronto a dar vita a magazzini polmone per lo stoccaggio delle materie prime, per ovviare al problema dei forti rialzi di questi mesi, come ha anticipato l'amministratore delegato Giuseppe Bortolussi. Ascoltiamolo. Giuseppe Bortolussi, amministratore delegato di Interporto Pordenone, in una fase di ripartenza molto forte, si sente, ecco, quali le novità per il centro ingrosso? Allora, la ripartenza è veramente forte, è uno sprint, perché ci troviamo con un carico di lavoro, oserei dire, quasi del 20% anti-Covid. C'è una ripresa industriale che, almeno per quanto riguarda le zone contermini all'Interporto, sono veramente eccezionali. Speriamo che duri questa liaison industriale, perché effettivamente sono numeri importanti. Abbiamo anche numeri importanti sull'insediamento, perché la Pezzutti ha acquisito un ulteriore pezzo di terreno per ampliare la propria azienda. Il terminal ferroviario è in grande spolvero, soprattutto per i collegamenti molteplici, per cui possiamo dire che Pordenone è veramente internazionale. I collegamenti ormai sono per tutto il nord Europa, per la parte anche dell'est Europa. Il collegamento di Trieste, che è una novità, che collega
finalmente la nostra regione. La nostra regione deve diventare sempre più una regione smart sotto il profilo logistico, portuale e interportuale, e questo faciliterà molto le combinazioni commerciali e industriali da e per questa regione, e non solo, tenendo conto che la regione Friuli è una regione che confina con l'Austria, con l'ex Jugoslavia, ma ha un confine importante col Veneto. Questo dice lunga sul fattore produttivo e sul fattore di consumer, che riguarda l'Inghilterra, che riguarda l'Olanda, il Belgio, la Germania, la Svezia, tutti luoghi che sono adesso collegati da Pordenone, e questa è una vera novità. Ecco, c'è un periodo insomma, in cui le materie prime costano molto, si fa fatica a trovarlo. Quanto incide questo sugli scambi all'interporto? Allora, non sappiamo se questo è una fiammata che ha dato il mercato e quale sarà la sua durabilità. Non lo sappiamo, nessuno è in grado di capire cosa stia esattamente succedendo. Io direi piuttosto attrezziamoci, e in questo Interporto sta provvedendo a creare dei magazzini polmone per le materie prime. È un anno che lo vado dicendo e finalmente comincio a essere ascoltato. Ascoltare vuol dire creare la sensibilità del mondo produttivo verso questo tipo di settore. Guardate, il vero problema è la durabilità delle produzioni, non le fiammate. Per cui noi dobbiamo guardare al futuro. Oggi abbiamo un importante convegno sull'innovazione che proprio tocca questo tipo di tasto. David Graham è un innovatore strategico che proviene dalla Lego. Ha ben identificato quali sono stati i processi di una società di successo che però ha navigato in cattive acque quando pensavano di essere seduti su un trono. Nel momento in cui hanno capito che questo non era più un trono, si sono messi a lavorare e hanno avuto la capacità, senza svendersi, di trovare la propria serenità, il proprio core business e soprattutto la lungimiranza da guardare verso il futuro. Ultima questione, alcuni dei residenti attorno all'Interporto si sono lamentati per i rumori chiedendo dei pannelli fonoassorbenti. Ecco, come Interporto vierà questo problema? Allora, Interporto è cosciente di una cosa, che quello che ha fatto lo ha realizzato in piena sintonia con le massime autorità di sistema. Ora, se c'è un problema, e questo lo stiamo verificando, Interporto si adopererà in tutte le maniere per risolvere il problema stesso e dare tranquillità e serenità ai cittadini. Non è solo un problema di pannelli fonoassorbenti, sono probabilmente problemi anche di utilizzo delle buone pratiche del sistema. Ci adopereremo per studiare tutte le soluzioni per rendere, come ho detto prima, più tranquilla la convivenza con Interporto stesso. Piccola pausa per la pubblicità, poi ci ritroviamo tra poco in diretta da Voi la Linea. Bentornati a Da Voi la Linea, ci colleghiamo ora in diretta con Isabella Gregorato dal Municipio di Udine per le ultime decisioni dalla Giunta Comunale. A te la linea. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo a Palazzo d'Aronco dove si sta svolgendo la conferenza stampa per illustrare i lavori della Giunta che si è riunita oggi. Con noi il vice sindaco di Udine, Loris Michelini, per parlarci dell'approvazione di 2 progetti di fattibilità di altrettante strutture sportive. Stiamo parlando del campo federale, ne avevamo già parlato in più occasioni ancora diverso tempo fa, soltanto che adesso effettivamente è stato approvato il progetto che comporterà una spesa di 1.020.000 euro. In che cosa consiste il progetto? Avete apportato delle modifiche rispetto alle idee iniziali?
No, abbiamo appunto approvato il progetto di fattibilità che è sì di 1,20 milioni, però poi ovviamente con le gare e tutto quanto andremo credo a spendere molto di meno, ovviamente. Il progetto riguarda praticamente la ristrutturazione, diciamo, della struttura sportiva, che riguarda il campo vero e proprio, che verrà non messo a sintetico, ma verrà riqualificato con l'erba naturale. Adeguatamente strutturata, quindi poi ci saranno due uscite laterali, nord-ovest, nord-est, sia per il pubblico da una parte e per gli atleti dall'altra, la creazione degli spogliatoi, dei servizi igienici, un campetto tra l'altro per i ragazzi. Questo sì, il campetto a nord sarà realizzato per far sì che i ragazzi, il settore giovanile, possa giocare. Poi verranno tolte le tribune attualmente esistenti, che non sono a norma ovviamente, con la sostituzione di altre tribune di un 120 posti, non di più, per far sì che possano assistere anche spettatori, genitori o quant'altro, insomma, in questo campo. Ovviamente tutto ciò viene anche sistemata la recinzione della parte che è di nostra proprietà, perché la parte dove c'è l'accesso è di proprietà del Comune di Campoformido. Ecco, pensate di realizzare anche praticamente lo spazio per gli spettatori nell'area sportiva di Via Basigliano, quindi lì 300 posti, quindi per consentire lo svolgimento di gare praticamente per gli amatori, non per le prime categorie. Diciamo che andiamo con questo progetto di fattibilità, approvato anche questo oggi, sempre per una spesa totale di 1,2 milioni lordi ovviamente, che poi andranno a gare eccetera. Crediamo di fare una cosa buona ristrutturando l'intero complesso sportivo, che è molto grande, attualmente è anche utilizzato solo parzialmente, quindi all'inizio verranno creati dei posti auto in modo tale di poter accedere all'impianto sportivo, non come adesso con pochissimi posti, ma ci sarà un aumento maggiore. Poi ci sarà una creazione delle tribune che attualmente non ci sono, che riguarderà anche 300 posti più o meno. Questo servirà, d'accordo con la federazione, anche per poter fare gare di interesse semiprofessionistico. Tanto per dire, anche come si parlava prima di un'eventuale squadra diciamo femminile potrà giocare, ovviamente con i dovuti accorgimenti, perché prevediamo sia gli accessi spogliatoi, ai servizi igienici e quant'altro, che saranno a norma come stabilisce il CONI. Ovviamente il tutto c'è anche una aggiunta di un ulteriore campo a sud e anche la riqualificazione del perimetro con la riqualificazione della strada stessa, che è di proprietà comunale. Bene, ringraziamo il vice sindaco di Udine Loris Michelini, restituisco la linea allo studio. Ed ora andiamo a Cormons, dove ieri è stata presentata la 36esima edizione del Giro d'Italia Donne, in partenza il 2 luglio, che vivrà nella nostra regione la sua parte decisiva. 3 giorni con le ultime 3 tappe, con la San Vendemiano Mortegliano, Feletto Umberto Monte Mattaiur e la conclusiva Capriva Cormons, in programma l'11 luglio. Beppe Rivolta, direttore generale del Giro d'Italia Donne, che torna in Friuli Venezia Giulia con un gran finale. Cosa ci aspettiamo per 2 giorni e mezzo, 3 giorni? Intanto devo dire che tornare in Friuli per me è sempre un'emozione, una grande famiglia che mi accoglie sempre in una maniera straordinaria. Sicuramente per questo 32esimo giro credo che la tappa regina sarà veramente quella del Monte Mattaiù, e quindi lì si deciderà un po' il giro. Tappe sempre favolose, le mie ragazze amano anche venire in Friuli con questa grande competizione. Sono contento di questo e spero di poter tornare con l'amico Cainaro anche nei prossimi anni nella vostra bellissima regione. Ha detto amano il Friuli Venezia Giulia, forse non amano tanto il sadismo di Cainaro, usa una sua parola, di Enzo Cainaro, quando aggiunge prima del Mattaiur anche ancora una salita. Sì, credo che comunque, voglio dire, le ragazze poi alla fine sono contente perché vogliono dimostrare tanto, vogliono dimostrare al mondo intero di essere al pari del maschile. Un dato su tutti: quando abbiamo fatto lo Zoncolan, 133 partenti, 133 arrivate, e quindi la dice lunga questa storia qua, di questa volontà di dimostrare delle ragazze.
Enzo dice che è sadico per queste cose, ma non è proprio così, è il bello dell'emozione, il ciclismo vive di queste cose qua e le ragazze sanno che il ciclismo vive di questo. Un'ultimissima cosa, diceva un dato, quello di del fatto che praticamente tutte sono arrivate sullo Zoncolan e il tempo, l'8º tempo in assoluto che è stato siglato da Annemiek van Vleuten. Annemiek van Vleuten praticamente detiene l'8º tempo anche con i maschi sullo Zoncolan e questo la dice lunga su quella crescita fenomenale di queste nostre bellissime atlete cicliste. Che dire, io credo fortemente che il ciclismo femminile è in grande evoluzione, continuerà a crescere e sono contento di questo. Ho iniziato 20 anni fa questa operazione, la continuo, la coltivo nel mio cuore e credo fortemente che negli anni a seguire le ragazze otterranno quel diritto al pari del maschile che tanto pretendono e tanto vogliono. Sindaco, Cormons ha tutto Giro d'Italia quest'anno, dopo il giro maschile arrivano le donne con la passerella finale. Assolutamente sì, siamo molto contenti di questo. Questa sera è stata, io credo, una presentazione giusta, una presentazione assolutamente centrata su quello che vogliamo essere, su quello che vogliamo diventare. Tanti sindaci, oltre alle autorità naturalmente che erano qua presenti, ma mi piace sottolineare il fatto che è un territorio ormai un territorio unito e soprattutto credo maturo per poter chiedere con una certa continuità un certo tipo di eventi che ritengo possa ospitare nel miglior dei modi ormai. Lei infatti ha parlato di squadra, non solo lei, però questa sera è stato testimoniato, insomma, questo anche per puntare a eventi a medio-lungo termine, ha detto Enzo Caio. No, esattamente, il Coglio in questo caso con tutti i suoi comuni, con tutti i suoi sindaci, si sta stringendo ogni giorno di più, abbiamo una prospettiva di crescita insieme importante che vogliamo portare comunque a una futura comunità, quindi il lavoro è tanto, però c'è grande entusiasmo e soprattutto c'è grande voglia da parte di tutti di mettersi insieme e di fare un percorso comunque comune. Avete già visto qualche risultato del Giro d'Italia, per esempio? È chiaro, è presto, però voglio dire, i dati per esempio che Enzo Cagnolo ha fornito dal punto di vista audit, proprio degli ascolti mondiali, sono impressionanti. Sono assolutamente importanti di riguardo, abbiamo avuto modo già di vedere nel maschile, dove c'è stato il semplice passaggio del Giro per Cormons, però il fatto di averlo fatto passare in centro ha sicuramente dato grande entusiasmo alle persone, anche perché ricordiamolo, stiamo uscendo da un periodo insomma, dove eravamo tutti costretti in casa, questi eventi aiutano a dare un po' anche quella spensieratezza che la gente adesso cerca, di cui ha bisogno, e soprattutto per il fatto che comunque tanti ancora non si spostano, allora abbiamo scelto insieme a tutti gli organizzatori di portare direttamente qua gli eventi in una certa caratura. Ripeto, i nostri territori sono perfetti per certi tipi di corsi e di eventi come questo qua. Sara Casasola questa sera come testimone per parlare di sport al femminile, ma non solo, perché insomma tu a questo giro ci sarai, che cosa ti aspetti? Sì, grazie mille. Beh, non saprei sinceramente cosa aspettarmi dal giro, so che sarà molto impegnativo e capirò tutto dopo le prime tappe sicuramente, poi si vedrà come andrà man mano, sarà bello lungo, impegnativo e speriamo vada tutto bene. Hai già fatto qualche ricognizione o sei già andata a ricognizione sul Mataiur per esempio? Sinceramente no, però ho programmato di andarci settimana prossima, quindi andrò a dare proprio un'occhiata e le altre zone le ho già viste più o meno, magari in allenamento ogni tanto. E sì, poi penso andrò a vedere la prima tappa che ho la cronosquadra insieme alla mia squadra, perché appunto la corsa parte da Cuneo che è vicino a dove ha sede il mio team, quindi questo. Senti, sei reduce da allenamenti in quota, poi sappiamo che insomma per te c'è una stagione che non finisce mai, perché tra ciclocross e strada insomma sei praticamente sempre impegnata, quindi i prossimi obiettivi tuoi? Beh, adesso questa stagione è stata un po' cortina, diciamo, perché ho fatto molto allenamento e poche corse purtroppo anche per via proprio della questione Covid, perché le corse quest'anno non sono state molte. Adesso farò il giro, poi penso rifiaterò un attimo e dopo inizierò a correre un bel po' su strada in agosto e fino a inizio settembre, appunto per preparare poi la stagione di ciclocross che inizierà a fine settembre e poi avremo tutto l'inverno pieno di impegni, quindi ci sarà da divertirsi. Prima di chiudere ci colleghiamo nuovamente con Isabella Gregorato per le ultime decisioni della Giunta Comunale. A te la linea.
Grazie a Alexis, accanto a me c'è l'assessora alla pianificazione Giulia Manzane per parlarci di questo progetto che riguarda l'area antistante la chiesetta che c'è in via Baldasseria Media. Tra l'altro in zona sono sorte parecchie polemiche, no? In vista della sistemazione dell'area, polemiche che mi pare di aver capito siate riusciti a superare. Sì, diciamo che questa è una situazione che ereditiamo da lungo tempo, una situazione molto particolare, molto critica, perché diversi residenti temevano che la chiesetta non venisse valorizzata nel modo giusto, quindi con un sagrato, con un'area dedicata a un momento di conviviale dopo l'uscita dalla Santa Messa. Invece il progetto, che oggi è stato riapprovato, di fattibilità economica, presenta un numero di posti auto molto limitati e un bel sagrato adibito appunto all'accoglienza dei residenti. Inoltre con questa delibera vengono anche approvate tutte le osservazioni fatte alla variante, al piano regolatore, ben 12 osservazioni ricevute, molte delle quali respinte, alcune delle quali parzialmente accolte, che appunto vanno in questa direzione, nel valorizzare la chiesa e quindi ridurre l'area dedicata al luogo di culto, cioè ridurre l'area dedicata al parcheggio e valorizzare l'area dedicata al luogo di culto. Qual è l'obiettivo dell'amministrazione? Rendere accessibile questo luogo. Questo è l'obiettivo e lo ribadiamo. Inoltre ben venga l'accordo anche col proprietario del terreno, perché a questo punto l'amministrazione potrà beneficiare di un risparmio economico non espropriando l'area. Bene, ringraziamo l'assessore Giulia Manzan e con Maurizio Franz parliamo di eventi in città. Partiamo praticamente dalla gita in bici in notturna, riprende questa manifestazione che si era bloccata appunto per il Covid. Sì, già nel 2019 si era realizzato questo importante evento chiamato Udine Bike by Night nel percorso dell'Alpe Adria, che l'anno scorso a causa Covid era stato sospeso, che si svolgerà nella città di Udine, ma che tocca anche altre città, città di Milano, la città di Ferrara, e che prevede la partenza alle ore 12 alle 24, quindi a mezzanotte. Quindi a mezzanotte da Piazza Libertà, toccherà le vie di Udine e del centro, della periferia, ma poi si snoderà lungo l'intero percorso dell'Alpe Adria ed arriverà fino a Dugovica, quindi un modo per vedere le bellezze paesaggistiche della nostra regione. Di notte un po' poco, comunque fare un percorso, un tragitto che è piacevole. Chiaro, un percorso però molto suggestivo, perché appunto è un percorso che prevede di vedere sotto una luce totalmente diversa, visto che siamo di notte, insomma quelle che sono le bellezze dei paesaggi della nostra regione. Poi proseguono anche altre iniziative che riguardano sempre Udine sotto le stelle, e quindi questa collaborazione con i borghi storici della città, in questo caso particolare riguarda via Vittorio Veneto, dove verrà nella domenica dell'11 luglio e nella domenica dell'8 di agosto realizzata una manifestazione, anche qua una riedizione, che si chiamerà Vecchi Ricordi, dove ci saranno delle esposizioni lungo la via di quelle che sono le migliori rappresentazioni dell'artigianato artistico della nostra regione, ma anche e soprattutto dell'antiquariato di alto livello, e quindi un modo per valorizzare quelle che sono le bellezze della nostra città. Bene, con questo da Palazzo d'Aronco è tutto. Ringrazio anche l'assessore Maurizio Franz e restituisco la linea allo studio. A te Alexis. Grazie alla nostra Isabella Gregoratto con Fabio Di Bernardo per questo collegamento in diretta da Udine. Ci ritroviamo con l'informazione in diretta alle 16:30. Buona giornata.